buongiorno, buon Ferragosto a tutti, vediamo insieme i titoli. Non si vola neanche a Ferragosto, l'annuncio della SAC, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa, aeroporto ancora chiuso nella giornata di oggi fino alle 15. Dal 6 agosto sono migliaia i passeggeri lasciati a terra, centinaia i voli fermi o dirottati e sui social monta la polemica. Sull'Etna intanto sono tanti i turisti e i curiosi che si avvicinano alle colate. Aggiornamento dall'INGV in merito all'attività del vulcano con l'allerta Vona passata da rossa ad arancione, mentre c'è ancora una debole emissione di cenere sulle aree sommitali, senza però essersi formata questa mattina almeno la nuvola nera. Inchiesta per omicidio plurimo colposo, la procura indaga sulla tragedia del depuratore di San Vito Lo Capo dove sono morti un operaio e un soccorritore del 118. A Siracusa è caccia all'uomo che con un fucile a canne mozze ha sparato a padre e figlio nel centro città mentre si trovavano a bordo di una moto Ape. Insegnanti costretti a restituire parte dello stipendio, denunciata per evasione fiscale una cooperativa che gestiva 2 scuole paritarie a Cefalù, nel palermitano, coinvolti 150 lavoratori. Un escavatore usato come ariete per sventrare il muro di una gioielleria. Succede a Mazzarino nel Nisseno. Ladri in fuga, tutto ripreso dalle telecamere. Oltre 20.000 tra auto e scooter rubati in un anno in Sicilia. Maglia nera dei furti a Palermo, seguita da Catania. E Catania è anche la capitale del tango argentino, al via il Catania Tango Festival che richiama da tutto il mondo appassionati e professionisti del ballo più sensuale. Calcio, Catania sconfitto 2-0 dal Parma ed eliminato dalla Coppa Italia Maggiore. E come sentivate dai titoli, non si vola neanche a Ferragosto. L'annuncio è della SAC, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa, aeroporto ancora chiuso a Catania nella giornata di oggi. Dal 6 agosto sono migliaia i passeggeri lasciati a terra, centinaia i voli fermi o dirottati e sui social monta anche la polemica. Tonino De Mana. Ufficialmente l'aeroporto Fontanarossa è chiuso fino alle 15 di oggi, ma lo stop ai voli sembra destinato a protrarsi. È un Ferragosto insolito a Catania, con migliaia di passeggeri rimasti a terra o costretti a costosi spostamenti per raggiungere Comiso, Trapani, Palermo o Lamezia Terme. Le compagnie aeree annunciano che sono previsti rimborsi, intanto per molti le vacanze sono andate in fumo. L'Etna si prende la scena da spettacolo, lascia a bocca aperta i turisti, ma dietro di sé porta disagi e problemi. Ieri sera la nota di SAC, quasi una doccia gelata per chi spera ancora di partire nelle prossime ore. Non è possibile indicare o ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività, poiché la situazione può cambiare repentinamente in relazione all'evoluzione dell'attività vulcanica e alle condizioni meteo. L'operatività dell'aeroporto di Comiso, si legge nella nota, continua a rappresentare un importante supporto nella gestione dell'emergenza. La situazione resta particolarmente suscettibile di cambiamenti. SAC invita pertanto i passeggeri ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalle autorità competenti. Intanto resta sotto pressione lo scalo di Palermo, mentre l'emergenza Etna si sta abbattendo su un pezzo dell'economia del turismo dell'isola. E intanto arriva un aggiornamento dall'INGV in merito all'attività dell'Etna, passata da rosso ad arancione l'allerta Vona per l'aviazione. Ancora una debole emissione di cenere presente sulle aree sommitali, ma non si è formata questa mattina almeno la nuvola nera. Prosegue l'attività effusiva dalla bocca eruttiva di quota 1900 metri e da una bocca effimera limitrofa. Si è arrestata invece quella di quota 2750. E intanto l'eruzione attira curiosi e turisti da ogni parte, sono in tanti a salire in quota per osservare le colate. In questi giorni si sono tenuti incontri di coordinamento alla prefettura di Catania per gestire il flusso turistico e la sicurezza con la revisione dei limiti di distanza dal fronte lavico e il rafforzamento dei blocchi stradali. E intanto è un Ferragosto all'insegna della tradizione con le località balneari prese d'assalto, non solo Etna ma anche spiagge siciliane affollate da Mondella a Taormina, a Messina grande attesa a Messina per la processione della Vara con la macchina votiva che partirà alle 18:30 da piazza Castronovo. E cambiamo pagina, voltiamo pagina, una notizia dell'ultimo momento arriva da Palermo dove la scorsa notte è scoppiata una rissa in via Costante Girardengo allo Zen, nel quartiere Zen.
I sanitari del 118 e i carabinieri, che sono intervenuti dopo una telefonata, hanno trovato un uomo di 45 anni morto per strada. Sono in corso le indagini per accertare se il decesso sia legato alla lite. E saranno invece gli esiti dell'autopsia e dei rilievi tecnici effettuati nella vasca del depuratore di San Vito Lo Capo a stabilire le cause della morte dell'operaio Davide Anselmo e del soccorritore del 118 Francesco Bulgarella. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo. Il depuratore è sotto sequestro. Laura Spanò. Per la morte di Davide Anselmo, l'operaio di 45 anni della ditta campana che gestisce il depuratore di San Vito Lo Capo e del soccorritore del 118 Francesco Bulgarella di 64 anni, la procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Per Anselmo le indagini seguono la pista della morte causata da esalazioni tossiche. Per la morte di Bulgarella invece l'ipotesi prevalente sulle cause del decesso è quella di un infarto. Potremmo trovarci davanti a due tragiche ma distinte fatalità, ipotesi ovviamente a confermare saranno gli esiti delle autopsie disposte per la prossima settimana dalla Procura e i risultati dei rilievi tecnici effettuati all'interno della vasca dagli specialisti dei Vigili del Fuoco. Le indagini sono condotte dai Carabinieri e coordinate dal Procuratore aggiunto Stefano Luciano e dal PM Umberto Nappi. Oggi il depuratore è stato sequestrato ma continua a funzionare sotto il controllo di un curatore nominato dalla Procura. Un impianto maledetto, quello di Contrada del Secco, un depuratore che non ha mai funzionato. 10 anni fa, alla prima indagine, il sequestro è disposto dalla Procura ed eseguito dalla Capitaneria. I reflui finivano così come raccolti in mare. Un depuratore che funzionava senza che ci sia stato mai un collaudo definitivo. La SIG gestiva la manutenzione, ma l'ARPA aveva più volte certificato anomalie al sistema di depurazione. Sulla tragedia consumatasi giovedì mattina emergono però nuovi particolari. L'operaio Davide Anselmo con un altro collega avrebbe dovuto rimuovere da una vasca per nulla profonda dove arriva acqua già depurata per il lancio nella condotta sottomarina una catena da attaccare ad una pompa e tirarla fuori. Un lavoro non programmato. Mentre era già sulla scala in ferro per risalire, Anselmo ha avuto il tempo di dire di star male, cadendo all'indietro. Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 distaccato a San Vito Lo Capo, era arrivato sul posto per dare aiuto all'operaio, che nel frattempo era stato recuperato dalla vasca, privo di sensi. Sembra che si sia sentito male mentre stava assistendo un collega che stava rianimando Anselmo. Un malore fulmineo il suo. È una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal 9° piano di un palazzo in via dei Nebrodi a Palermo. È successo questa mattina, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla polizia scientifica. Vi daremo altri aggiornamenti in seguito. Intanto, a Siracusa la squadra mobile ha individuato l'uomo che in pieno centro ha ferito alle gambe padre e figlio mentre erano al semaforo su una moto Ape. I due non sono in pericolo di vita, gli investigatori sono al lavoro per chiarire il movente. Francesco Aloi. Chi ha sparato adesso ha un volto e un nome. I poliziotti della squadra mobile, infatti, hanno individuato l'autore dell'agguato di via von Platen a Siracusa. Adesso è caccia all'uomo. Tra le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze di chi ha assistito alla scena, chi indaga sta facendo chiarezza sulla vicenda. Il sicario a bordo di uno scooter si è affiancato all'Ape Calesse, è sceso ed ha aperto il fuoco. Bersaglio padre e figlio che erano a bordo, adesso si trovano in ospedale. Il padre, 53enne, sarebbe il più grave, in prognosi riservata. Per colpire i due alle gambe, l'uomo ha impugnato un fucile a canne mozze, prima di darsi alla fuga. Tutto in mezzo al traffico all'ora di pranzo, in una delle arterie più transitate. L'Ape Calesse era ferma qui, al semaforo, vicino al comando dei Vigili del Fuoco. L'esplosione dei colpi in pochi istanti ha scatenato il panico tra gli automobilisti, prima dell'arrivo di polizia e ambulanze. Costringeva i dipendenti a restituire parte dello stipendio. La Guardia di Finanza ha incastrato una cooperativa scolastica a Cefalù, nel palermitano, coinvolti 150 lavoratori. Emanuela Corsi.
Il meccanismo prevedeva il versamento regolare degli stipendi sul conto corrente dei lavoratori. Subito dopo, insegnanti e personale amministrativo venivano costretti a prelevare i soldi e a restituirne una parte. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una frode fiscale da 1,5 milioni di euro gestita dalla cooperativa La Rocca, attiva in 2 scuole paritarie, la Scicolone di Cefalù e l'Ariosto di Termini Imerese. Coinvolti 150 lavoratori. La cooperativa gonfiava i propri costi per pagare meno tasse, in più per risparmiare sui contratti spacciava i dipendenti per volontari, incassando contributi pubblici finanziati dall'Unione Europea. I militari della finanza hanno scoperto 1,5 milioni di euro di ricavi nascosti e 660.000 euro di imposte non pagate. L'attività è iniziata dopo l'indagine dei carabinieri che hanno contestato alla presidente del CDA, Patrizia Ficicchia, i reati di estorsione, truffa e caporalato. Quest'ultima accusa annullata dalla Cassazione perché il reato esiste solo nei campi. Le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese l'amministratore della società per il reato di dichiarazione infedele e la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, chiedendo il sequestro preventivo per circa 105.000 euro. Un escavatore usato come ariete per sventrare il muro di una gioielleria e rubare i gioielli. Succede a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Il tutto è stato però ripreso da un testimone. Rita Cinardi. Un escavatore usato come ariete, l'ingresso della gioielleria sventrato e i ladri in fuga con buona parte dei preziosi. È la notte di paura vissuta a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove nel mirino è finita la gioielleria Quattrocchi di Corso Vittorio Emanuele. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte. A bordo del mezzo pesante hanno sfondato l'ingresso dell'attività aprendosi un varco tra pietre e macerie. Poi sono entrati nel negozio, hanno arraffato numerosi gioielli e sono riusciti a fuggire. Un assalto violento accompagnato da un boato che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato l'indagine per ricostruire ogni fase del colpo e risalire i responsabili, ma a preoccupare sono state anche le conseguenze dell'impatto sullo stabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco, alcune famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale per consentire le verifiche sulla staticità dell'edificio, da quantificare il valore del bottino e l'entità dei danni. E adesso l'impietosa statistica relativa ai furti d'auto, motocicli e ciclomotori che vede la Sicilia terza in Italia dopo Campania e Lazio. Nell'isola il triste primato spetta a Palermo, Catania subito dopo. Tonino De Mana. 15.555.000 automobili, a cui si aggiungono 3.549 motocicli e 1.328 ciclomotori, per un totale di 20.432 in 12 mesi. Non sono i dati delle immatricolazioni, ma i numeri di una impietosa statistica diffusa dal Ministero dell'Interno e relativa ai furti di mezzi, e poco importa se a 2 o a 4 ruote, si rubano e basta. La Sicilia è terza in Italia per furti di veicoli, dietro solo a Campania e Lazio. Limitando l'analisi ai soli furti d'auto, il triste primato spetta a Palermo con 7.393 denunce, con il capoluogo isolano seguito da Catania con 5.709 casi segnalati. Ampia la distanza con le altre province dell'isola: Siracusa 742, Messina 678, Ragusa 324 e Agrigento 248. Chiude Enna con 84 furti denunciati. Palermo e Catania si confermano al vertice della classifica anche per i furti di motocicli, mentre il terzo gradino del podio in questo caso spetta a Messina. Nonostante il numero elevato di sottrazioni, un altro dato che fa riflettere è quello degli automobilisti siciliani che hanno scelto una polizza contro il furto, appena il 15,3%. Tra le possibili ragioni indicate c'è il costo delle tariffe nel mezzogiorno, mediamente più alte rispetto ad altre aree italiane. A Catania la polizia ha arrestato un 29enne fermato all'atto di consegnare una dose di cocaina ad un acquirente. L'uomo è stato individuato durante un servizio di osservazione in via Oliveto Scamacca. I poliziotti lo hanno visto stazionare fuori dalla sua auto per poi essere avvicinato da un soggetto al quale ha ceduto una dose di stupefacente in cambio di una banconota da 20 euro. L'acquirente è stato sanzionato amministrativamente e segnalato in prefettura, mentre il pusher è stato sottoposto a perquisizione personale estesa al veicolo. Sequestrati 11 involucri di cocaina e una dose di crack occultati in un barattolo di caramelle che vedete nella foto all'interno dello sportello dell'autovettura e 125 euro ritenuti provento della attività illecita.
e invece sono state sgominate due importanti piazze di spaccio a Palagonia e a Ispica, maxi sequestri di droga. Tonino De Mana. Entrava ed usciva da un locale disabitato, rigorosamente chiuso da un lucchetto, dove nascondeva ingenti quantitativi di droga. Un continuo via vai di acquirenti lo ha messo nei guai. Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. I suoi movimenti erano costantemente seguiti dalle forze dell'ordine che hanno circondato l'area e presidiato alcuni vicoli prima di effettuare il blitz. All'interno del locale sono stati individuati due accessi, uno nascosto da una lamiera, l'altro sotto un albero cresciuto nello stabile dove erano interrate due casseforti. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati anche i carabinieri dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, sono stati sequestrati 17 kg di droga tra eroina, cocaina, marijuana e hashish ed oltre 20.500 euro in contanti, probabili provento dell'attività illecita. Da Palagonia ad Ispica, nel Ragusano, dove la Guardia di Finanza di Catania ha rinvenuto e sequestrato 11 kg di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.250 euro in contanti. Due le persone arrestate, un 47enne ed un 49enne. La droga sequestrata, al dettaglio, avrebbe fruttato 2 milioni di euro. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Parlare ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate. Stasera guido io e la campagna nazionale per la sicurezza stradale della Polizia di Stato. Obiettivo: promuovere una cultura della guida responsabile, personale specializzato presente in questi giorni nei locali aderenti all'iniziativa, con momenti di dialogo, distribuzione di materiale informativo, proiezione di filmati e un aperitivo analcolico offerto dai gestori delle strutture ospitanti, pensato per rendere la scelta di non bere un'esperienza piacevole e condivisa. L'iniziativa nasce dal protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 31 luglio. Accanto all'attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale, come avete visto dalle immagini, ha intensificato, in occasione anche della giornata di oggi, che è Ferragosto, i controlli sulle principali strade che conducono alle località turistiche. E adesso lo spettacolo, perché Catania è capitale del tango argentino. In questi giorni ha preso il via la 24esima edizione del Catania Tango Festival, che richiama appassionati e professionisti da tutto il mondo. Emanuela Corsi. 5 giorni di lezioni, spettacoli e milonghe sotto le stelle dell'Anfiteatro delle Ciminiere, ma anche esibizioni immersi nel cuore del barocco siciliano. Dal 12 al 16 agosto Catania si trasforma nella capitale del tango argentino con il Tango Festival, giunto alla 24esima edizione. Un grande palco dove si esibiscono tangueros giunti da tutto il mondo e un castellare di maestri che raccontano lo stile e le tradizioni del ballo simbolo di passione e sensualità. Il Tango Festival è stato ideato e guidato da Angelo e Donatella Grasso, pluripremiati a Buenos Aires come migliori organizzatori al mondo. Grandi show serali con i campioni del mondo, lezioni diurne e milonghe al tramonto scandiranno il ritmo fino a domenica 16 agosto, quando la tradizionale Milonga de Despedida darà a tutti l'arrivederci al 2027. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo col calcio. Parliamo di calcio. Catania sconfitto 2-0 ieri sera dal Parma ed eliminato dalla Coppa Italia Maggiore. Il mercato e l'inizio del campionato sono ora i prossimi obiettivi rossazzurri. Sergio Colossi. Una sconfitta a Parma tra squadre con 2 categorie di differenza può starci al 18enne Simone Lontani, autore della doppietta che di fatto ha chiuso la gara già nel primo tempo. Leonardi ha provato a riaprirla, ma Corvi gli ha negato il gol del 2-1. Portiere di casa attento anche nel campionato e dietro l'angolo. Domenica Under 23. Il Palermo intanto è tornato a casa dopo la tournée australiana, accoglienza calorosa da parte dei tifosi che al Barbera hanno ringraziato ma anche caricato la squadra in vista dei primi impegni ufficiali. Marco Gulla. Con
fuori fumogeni ed entusiasmo travolgente per tanti affezionati che hanno sfidato il caldo e l'umidità della città per accogliere al Barbera il Palermo tornato dalla tournée australiana. Il messaggio dei capi ultras è stato chiaro, l'obiettivo è la Serie A, la tifoseria sarà sempre vicina alla squadra, non c'è tempo per riposare, lunedì 17 agosto ci sarà la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, mentre domenica 23 agosto ci sarà l'esordio in Serie B contro la Juve Stabia. Oggi la ripresa degli allenamenti, il calciomercato del Palermo intanto non è ancora chiuso, soprattutto sul fronte offensivo. Chi affiancherà poi Giampaolo come vice centravanti? Inzaghi e il direttore sportivo Osti stanno valutando se puntare sull'Edu Aron, duttile e capace di agire da riferimento centrale, oppure inserire un nuovo attaccante puro. L'operazione però dipende dalla lista over, al momento satura. Per acquistare un altro over servirebbe prima una cessione e qui entra in gioco Gyasi, che nel precampionato ha convinto Inzaghi diventando l'unica alternativa sulla fascia destra. Se dovesse partire il suo slot libererebbe spazio per un centravanti da alternare al finlandese. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e ancora buon Ferragosto a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.